Martedì grasso di festa e colori in Piazza Libertà a Bassano del Grappa per un carnevale dei bambini con il concorso La Bautina d'Argento con musica e animazione seguito da uno spettacolo di musica dal vivo. Una festa che ha visto Piazza Garibaldi e Piazza Libertà da ora di pranzo e fino a tarda serata in grande fermento. Un'allegria contagiosa di quelle che solo i bambini sanno trasmettere anche agli adulti. A Cartigliano un centinaio di bimbi hanno strappato applausi sfilando sotto la barchessa di Villa Morosini Cappello, partecipando alla sfilata concorso per scegliere la maschera più bella, un evento ribattezzato il Coriandolo d'Oro, un carnevale organizzato dal comune di Cartigliano, dalla Consulta Giovani e dai nonni vigile. Grande festa con giochi gonfiabili, musica e tanti colori. 14 carri e centinaia di figuranti invece per il carnevale rossanese, sfilata al via dalle 14.30, attesi migliaia di spettatori per applaudire i carri che arriveranno dalle province di Vicenza, Padova e Treviso. Una festa importante, 44esima edizione, quindi anche una grande tradizione alle nostre spalle, motivo per cui da sempre l'attenzione sul carnevale è alta. Vogliamo che sia una festa davvero per tutti, in particolare per i nostri bambini, per i nostri ragazzi. Tanti volontari e le associazioni che organizzano l'evento, dal Carnevale che Passione alla Proloco, dal gruppo C-Staff ai volontari civici.